Proseguono i sopralluoghi a Rapallo dopo gli allagamenti provocati dalle recenti piogge. La rete delle acque è ostruita dai detriti portati dalla mareggiata. Per la rimozione dei relitti in porto c'è l'ordinanza della Capitaneria di Porto. Occorre una riflessione su come costruire le opere danneggiate è l'opinione del vice ministro Rixi in visita nelle località alle prese con la conta dei danni e le nuove emergenze. 4 anni fa l'alluvione che falcidiò Chiavari e il suo entroterra, dalla distruzione alla rinascita, segnale di speranza per i territori oggi in ginocchio a causa della mareggiata. Integrazione sociale e lavoro alla base dell'attività del gruppo Tassano. Presentato il bilancio sociale 2017. Per ogni euro investito, si è visto, il territorio ne beneficia per 2,5 volte. La pace ha bisogno del metodo dell'incontro e del dialogo. Il giornalista Andrea Avveduto ha testimoniato a Rapallo la difficile situazione del Medio Oriente, ma ha anche parlato dei germogli di speranza. Abbattiamo le barriere, l'auspicio arriva dal mondo dello sport. Nel 13° convegno organizzato dalla Winner Volley a Rapallo, testimonianze di come una disabilità possa trasformarsi in risorsa. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio oggi. A Rapallo questa mattina si è svolto un sopralluogo sul lungomare per capire le cause che hanno portato agli allagamenti della scorsa notte. Una volta aperti, i tombini hanno fatto emergere una situazione fortemente compromessa a cui sarà messo mano nei prossimi giorni. Siamo andati a vedere. Questa è la situazione in cui si trovano i pozzetti di deflusso delle acque piovane sul lungomare di Rapallo. È stato il loro completo intasamento provocato dalla mareggiata a causare gli allagamenti che la scorsa notte hanno interessato via Mameli e non solo. Rapallo si trova tutta in questo stato. Ha avuto le stesse difficoltà Portofino, siamo in uno stato d'emergenza, non c'entra il negozio. Questa mareggiata non ci ha dato la possibilità di intervenire perché in una settimana bisogna ripulire tutta Rapallo. Vi ricordo anche che il San Francesco deve subire un ulteriore intervento molto importante perché abbiamo 30 metri, lo diciamo noi, 30 metri che oggi sono seriamente compromessi per la mareggiata. Quindi questa è la situazione ed è per quello che la reazione a questa situazione ti fa inondare la nostra città. Questa mattina il sindaco Bagnasco, accompagnato dall'assessore Maini, hanno preso visione della situazione. Necessario al più presto il ripristino della normalità, anche con la possibilità di interventi di rottura della pavimentazione della passeggiata. Se necessario, per liberare meglio, non esiteremo neanche a demolire una parte del lungomare rosso, perché per dove non si riuscirà ad arrivare, non ci arriviamo, rompiamo. Stamattina ho fatto in collaborazione col sindaco di Santa Margherita, ho fatto un sopralluogo a Santa Margherita, stiamo intervenendo anche sulla viabilità per tentare di rimuovere quel semaforo che crea molte difficoltà, ulteriori difficoltà all'accesso a Santa Margherita e a Portofino. Sono in collegamento con la Regione Liguria, ho qua un verbale del sopralluogo che abbiamo fatto stamattina firmato da Cesare Gemme, che è un ingegnere strutturale col quale abbiamo collaborato con la città metropolitana, quindi regione, città metropolitana, sindaco di Santa Margherita e sindaco di Rapallo erano presenti stamattina a San Michele. Il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha firmato un'ordinanza che riguarda la rimozione delle imbarcazioni danneggiate dalla mareggiata o dei relitti affondati, viste le numerose richieste da parte dei proprietari o degli armatori. Secondo questo provvedimento le operazioni di recupero dovranno essere sottoposte a preventivi accertamenti tecnici. In particolare gli armatori delle barche affondate, semiaffondate o arenate dovranno esibire la certificazione dell'ente tecnico che attesti la relativa idoneità alla navigazione e al rimorchio, ovvero al trasporto sul pontone. La ditta incaricata delle operazioni di trasferimento dovrà indicare al comandante del porto di Rapallo le modalità di esecuzione e comunicare all'autorità marittima rapallese alcune informazioni, tra queste i dati dell'unità, la sua posizione, l'inizio e il termine del lavoro di rimozione. I comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure hanno deciso che i sammargheritesi residenti a Paraggi e gli operatori che lavorano nella frazione potranno parcheggiare gratuitamente nel silos di Portofino e avranno a disposizione, previa richiesta, un mezzo che sarà messo a disposizione dal comune di Portofino per i trasferimenti verso Paraggi. È passata la fase del ripristino delle prime emergenze e la valutazione dei danni, ora occorre avviare una riflessione sulla ricostruzione delle opere, ma anche le modalità e gli interventi. A dirlo il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, in questi giorni presente nel Tiguglio per visitare i luoghi più colpiti dalla mareggiata. L'abbiamo intervistato.
Come vede queste nostre terre? Beh, sicuramente terre assolutamente martoriate, devo dire purtroppo in Liguria ormai è da anni che siamo abituati nel mese di novembre ad avere vivere dei momenti di forte difficoltà, questa volta soprattutto la parte marina della regione è stata flagellata da una mareggiata con una potenza inaudita. Si pensava che una mareggiata del genere nel Mediterraneo non si potesse verificare, per cui stiamo verificando tutti i danni, ma anche capendo se le opere a mare, così come sono state realizzate tanto tempo fa, con i cambiamenti climatici siano più idonee a garantire la sicurezza degli abitati e degli arenili, e quindi ci sarà poi anche probabilmente da rivedere una serie di norme e quindi ora siamo nella fase della quantificazione dei danni, degli stanziamenti, ma poi dovrà esserci anche la fase di capire cosa ricostruire e soprattutto cercare di farlo in maniera rapida, perché sappiamo che le mareggiate poi arrivano soprattutto i primi mesi dell'anno. Il sostegno sarà da una parte, dovrà arrivare dalla centrale e dall'altra parte mettere in condizione anche i comuni di poter intervenire. Ma sicuramente si sta anche valutando il discorso dell'IMU da tenere sul territorio. Devo dire che i comuni liguri hanno risposto tutti splendidamente, anche la parte più martoriata del Tigullio, Portofino, Santa Margherita e Rapallo, e devo dire si sono già iniziate a togliere ad esempio le imbarcazioni, a fare recuperi importanti, a riattivare il gas a Portofino. Si sta muovendo tutti nella direzione giusta, e credo che nei momenti di emergenza venga fuori il meglio di noi. Bisognerebbe ricordarselo anche poi nella quotidianità, perché magari avendo norme un po' più attente su alcune cose probabilmente si potrebbero anche prevenire alcuni fenomeni. A Sestri Levante l'opposizione chiede una seduta del Consiglio Comunale per discutere dei danni provocati dalla mareggiata. La richiesta di convocazione è stata firmata dai gruppi Riprenditi Sestri, Sestri Popolare, Sestri di Tutti, Giovanni Toti Liguria e Movimento 5 Stelle. Intanto vedete le immagini dei danni provocati nella zona di Renà. 2 in particolare le mozioni iscritte dai consiglieri di minoranza e che saranno all'ordine del giorno. La prima impegna il sindaco e la giunta ad attuare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei danni, la seconda per provvedere al più presto alla ricostruzione della diga di Portobello. E rimaniamo in qualche modo in tema, perché oggi ricorre il 4° anniversario dall'alluvione che segnò pesantemente Chiavari e il suo entroterra, provocando 2 vittime a Levi. Proprio da queste zone oggi arriva un segnale di speranza per chi è in ginocchio in questi giorni a causa del maltempo. Vi proponiamo un collage di immagini che mostra alcuni segni di ripartenza.
Andiamo sulla pagina Facebook del centro Limet perché il maltempo continua a interessare il nostro territorio, in particolar modo possiamo vedere anche un video in crisi oggi pomeriggio per le forti piogge la Val Varenna, siamo alle spalle di Genova Pegli, il terreno non ce la fa più, ormai è divenuto impermeabile, ogni singola goccia d'acqua scivola via, quindi una situazione sicuramente delicata anche in questa zona di Genova. Per tornare sul nostro territorio invece il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Casarza Ligure, Andrea Telchime, ha presentato un'interrogazione all'assessore ai lavori pubblici del Comune per gli interventi adottati per la pulizia dell'alveo del torrente Caccarello. Nella seduta consigliare del 22 dicembre 2016, rileva Telchime, era stata approvata in linea tecnica il progetto di fattibilità di messa in sicurezza del corso d'acqua. Alcuni residenti tuttavia avrebbero segnalato la mancata manutenzione del torrente. Considerati i disagi segnalati, il consigliere chiede se sia prevista una derattizzazione dell'area e se sia stato richiesto e ottenuto il finanziamento per la definitiva messa in sicurezza. Anche il Consiglio Comunale di Chiavari si è schierato a favore della costruzione del tunnel della Fontana Buona. Nella seduta di ieri sera è stato approvato l'ordine del giorno che già tra le altre amministrazioni del Tigullio hanno votato nelle scorse settimane, facendo così salire a 35 il numero dei comuni che chiedono l'avvio dell'opera. Ultimi in ordine di tempo sono stati Recco e Sestri Levante. All'appello, spiega il sindaco di Moconesi, Gabriele Trossarello, promotore dell'iniziativa, manca soltanto Santa Margherita Ligure che lo farà nel corso del primo Consiglio Comunale. Terminata questa prima fase in cui tutto un territorio di oltre 150.000 abitanti si trova in accordo sulla questione, il documento sarà sottoposto all'attenzione della Regione e del Ministero delle Infrastrutture. Questo è un esercizio di vera democrazia, spiega Trossarello. Le popolazioni, rappresentate dai propri consigli comunali, hanno espresso un'esigenza forte e lo hanno fatto, conclude Trossarello, in maniera unita e compatta. Cambiamo tema. Attiva da febbraio 2018 l'applicazione YouPol che permette di mettersi in contatto direttamente con la Polizia di Stato per segnalare crimini come spaccio o episodi di bullismo, ora diventa accessibile anche per le persone sorde. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'applicazione YouPol, lo strumento che consente di interagire con la Polizia di Stato per inviare segnalazioni attraverso un'app del proprio cellulare, è ora disponibile anche per utenti sordi. La persona dovrà registrarsi con il proprio nome e spuntare un apposito flag visibile solo all'operatore di polizia abilitato, che pertanto si adopererà di conseguenza per comunicare con la stessa in maniera appropriata. Ricordo sempre che si possono segnalare alla sala operativa, perché l'applicativo funziona in sala operativa, tutte quelle situazioni che necessitano di un intervento da parte delle forze dell'ordine. L'applicazione YouPol è operativa su Genova da febbraio. Ad oggi sono state 357 le segnalazioni arrivate al centro operativo della Questura, sia da utenti che si sono registrati sia da anonimi. Dall'estensione dell'applicazione per gli utenti sordi, attiva da pochi giorni, le segnalazioni ricevute sono già state 18. È importante che ci sia quest'app perché in situazioni di emergenza, anche di incidente, tramite ad esempio l'SOS Sordi abbiamo ricevuto molto aiuto, nel giro di 10-15 minuti c'è stato l'intervento della polizia, siamo molto soddisfatti di questo, significa che la polizia ha avuto cura di noi per la nostra sicurezza e sono successe situazioni di emergenza dove addirittura 10 auto della polizia sono arrivate e quindi questo significa un intervento per cui ringraziamo la polizia perché ha salvato in questa occasione anche la vita di questi sordi. Il problema è quale? Per chi è anziano, perché hanno avuto difficoltà magari per inviare le comunicazioni tramite SMS, noi li abbiamo aiutati a imparare come fare, adesso stanno utilizzando questo mezzo. Il lavoro che genera valore. Su questo tema si è sviluppata la presentazione del bilancio sociale 2017 del gruppo Tassano, un momento che si è svolto ieri pomeriggio al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. I soci hanno fatto il punto sull'attività svolta per ritrovare e rilanciare lo spirito che sta alla base dell'azione delle diverse cooperative che compongono questa realtà. Siamo andati a vedere.
Per ogni euro investito nell'attività del gruppo, il territorio ne beneficia per quasi 2,5 volte. È la parabola dei talenti applicata al mondo del lavoro e del sociale, quella che ogni giorno il gruppo Tassano mette in pratica per il Tigullio e non solo. Occupazione, integrazione e solidarietà generati dalle diverse cooperative che compongono questa realtà sono state raccontate nel corso della presentazione del bilancio sociale, documento che per il secondo anno il Tassano ha scritto e presentato ai soci e non solo al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Quando si va a includere le persone, soprattutto in un contesto di lavoro e di integrazione nella comunità, si crea valore per tutti, perché si creano persone che creano sviluppo e positività per il mondo e per la società in cui vivono, e non sono persone che diventano un elemento di freno anche per loro stesse, diventano integrate davvero. E quindi il lavoro del gruppo Tassano da questo punto di vista io credo sia davvero straordinario, va sostenuto a tutti i livelli e credo che possa davvero essere un esempio anche per sviluppare ulteriori esperienze di questo tipo in Italia e in Europa. Il tema al centro della presentazione del bilancio sociale di quest'anno è stato l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Per un lavoratore essere inserito in una dimensione come questa non significa unicamente ricevere un reddito, avere uno stipendio a fine mese. Significa crearsi una comunità, intessere delle relazioni, avere e creare nuove amicizie con i propri colleghi e con i propri responsabili. E significa soprattutto ottenere stabilità. Per il gruppo Tassano e i suoi soci, la presentazione del bilancio sociale è sempre un momento importante di confronto e di valutazione del lavoro svolto, ma soprattutto di rilancio dello spirito che sta alla base delle azioni da mettere in campo. Per me questa sera è stata davvero una serata che mi ridà motivazione e forza per andare avanti in questo progetto ambizioso di un'economia civile che sia espressione di un territorio e per il benessere delle persone. A me è sembrato della giornata di oggi che è intervenuto un ospite di una struttura psichiatrica ed è intervenuto un professore universitario. Mi sembra che abbiano dato un pari contributo, veramente. La SMA, la Società Missioni Africane, ricorda padre Mario Boffa, missionario scomparso il 16 novembre dello scorso anno, proprio nel giorno del suo compleanno. In questa data, venerdì prossimo, alle 18:30, sarà celebrata una messa di suffragio nella cappella di via Borghetto a Genova. È stato inaugurato oggi pomeriggio l'oratorio invernale di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante. I ragazzi del catechismo parrocchiale, i loro genitori e gli educatori si sono ritrovati in chiesa per un momento di riflessione e preghiera. Dopodiché i giovani hanno potuto conoscere l'offerta dell'oratorio. I locali saranno aperti tutti i giorni, escluso il giovedì, dalle 15, finita la scuola, sino alle 18. Il lunedì sarà dedicato alla formazione e alla manualità, il martedì ai compiti fatti insieme, il mercoledì al teatro, il venerdì al corso di chitarra e ai compiti, infine il sabato, dopo catechismo, ci sarà tempo per il gioco. Il doposcuola in oratorio sarà gestito da un gruppo di giovani educatori, ma anche dagli adulti della parrocchia. Un modo dunque per stare insieme e per crescere imparando. A quasi 3 mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi di Genova non si arresta la catena di solidarietà manifestata da molte realtà liguri e non solo. Domani mattina, durante la messa domenicale nel quartiere della Certosa, i rappresentanti della Confraternita dei Genovesi di Roma consegneranno quanto da loro raccolto nelle mani del parroco e a sostegno della popolazione locale. La celebrazione sarà animata dalla musica del corpo bandistico Città di Lavagna. Portofino celebra domani il titolare della chiesa parrocchiale, San Martino. Alle 11 la messa sarà presieduta dal parroco Don Alessandro Giosso. Il borgo sarà raggiungibile con i battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, 11:30, 14 e 16. Il rientro da Portofino sarà possibile alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. Anche nell'oratorio di San Martino a San Salvatore di Cogorno si celebra il santo titolare. Domani nell'oratorio sarà celebrata la messa alle 8:30 e poi la processione alle 15:30. I fedeli dell'oratorio e della Confraternita di San Martino hanno trovato il modo di allestire un altare provvisorio poco dopo i gradini dell'abside, dove il maltempo dei giorni scorsi ha danneggiato la struttura. La chiesetta sarà chiusa nuovamente quando prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza, ma intanto domani le celebrazioni saranno in oratorio.
Cambiamo tema, nuovi orizzonti tra Oriente e Occidente, storie e vite dell'Italia multietnica. Questo è stato il tema dell'incontro ospitato ieri sera all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo e organizzato dal Centro Culturale Newman. La testimonianza del giornalista esperto di Medio Oriente Andrea Avveduto si è intrecciata con quella di alcuni ragazzi che hanno ideato la mostra presentata al meeting di Rimini dal titolo Nuove generazioni. Sentiamo. È la drammatica situazione che stanno vivendo molte regioni del Medio Oriente a fare da sfondo all'incontro organizzato dal Centro Culturale Newman a Rapallo. A portare la testimonianza di quella che Papa Francesco ha definito una terza guerra mondiale combattuta a pezzi è stato il giornalista esperto di questa regione Andrea Avveduto. I continui focolai di violenza che si sviluppano in questa terra trovano un vento contrario nei piccoli ma significativi segni di speranza che stanno germogliando. Dentro questa situazione sicuramente drammatica stanno nascendo e stanno sviluppando dei semi di speranza che sono nati dall'incontro, che è un po' quello che abbiamo voluto testimoniare questa sera attraverso questo incontro e attraverso la mostra che abbiamo portato l'anno scorso al meeting di Rimini, una mostra che punta sull'incontro come unica alternativa per costruire una società nuova, un tessuto sociale nuovo, una persona nuova. L'evento, che ha preso spunto dalla mostra Nuove Generazioni allestita al meeting di Rimini 2017, è stata l'occasione per lanciare un'iniziativa analoga che sarà portata a compimento nel prossimo anno. L'obiettivo è promuovere la cultura dell'incontro come deterrente alle guerre e alle violenze, prendendo a spunto un incontro avvenuto 800 anni fa tra San Francesco e il sultano. Il poverello di Assisi e il nipote del Saladino che, mentre cristiani e musulmani si combattevano senza esclusione di colpi, si incontrano a Damietta in Egitto. E da lì nasce qualcosa di straordinario, l'inizio della custodia dei luoghi santi. A Damietta in Egitto il cuore di due persone si incontra e da lì quello segna un cambio di metodo, un punto di non ritorno nella storia, ed è per questo, a quasi 800 anni di distanza, nel 2019 saranno 800 anni da quell'incontro, stiamo pensando a un'altra grande mostra proprio per marcare questo nuovo metodo, il metodo dell'incontro, il metodo del dialogo, l'unica cosa che ci può permettere di andare ad abbracciare i nostri fratelli, chiunque che sia diverso da noi per razza, cultura, religione, e assieme fare un pezzo di cammino. L'incontro, registrato ieri a Rapallo, sarà proposto domani sera, domenica alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. E ora andiamo all'Auditorium San Francesco di Chiavari, dove si svolgono le selezioni preliminari del Premio Nazionale di Esecuzione Musicale organizzato dall'Accademia Chiavarese. Questa sera la semifinale, domani alle 9:30 la finale, domani pomeriggio alle 15 si terrà il concerto del vincitore. Oggi siamo andati a vedere. Come sono andati questi ragazzi? Sì, ragazzi molto emozionati, come è normale che sia un concorso così importante. Abbiamo selezionato 4 candidati che passeranno direttamente alla semifinale di stasera alle ore 21. Il programma è molto impegnativo, proprio come i concorsi, diciamo, quelli internazionali, quelli famosi. Perciò Chiavari veramente sta organizzando una cosa di alto livello, è un grande piacere essere qua. Per chi conoscesse meno o poco lo strumento del clarinetto, ci vuole raccontare al pubblico che tipo di strumento è, quindi anche l'occasione di venire ad ascoltarlo stasera e domani qui all'Auditorium? Beh, diciamo che era lo strumento adorato da Mozart. Mozart si è innamorato di Stadler, questo straordinario solista, e ha dedicato un quintetto, un concerto, e quindi quando sentì la prima volta il clarinetto a Mannheim nell'orchestra disse: se avessimo anche noi a Salisburgo i clarinetti sarebbe straordinario, questo suono che ricordava veramente la voce umana. Diciamo che ha avuto tantissimo successo con Weber, poi avremo le sonate di Brahms con un altro grande solista, Muffeld, che era stato l'ispiratore degli ultimi capolavori di musica da camera da parte di Brahms e così via. Quindi diciamo che forse anche è vero, è il principe degli strumenti a fiato perché è quello forse più dotato, quasi di 5 ottave, e poi ha avuto, anche se ci manca una parte della storia della musica molto importante che è il barocco, però diciamo che poi abbiamo recuperato tutto anche nel Novecento e nel contemporaneo, diciamo che siamo molto fortunati. Ci sono state la prima fase con le eliminatorie, adesso la giuria si è ritirata per deliberare, vedere chi continuerà domani oppure qualcuno verrà eliminato purtroppo.
È una bella decisione perché ascoltandoli veramente è molto difficile dare un giudizio su questi bravissimi ragazzi. La giuria è molto tosta e i pezzi anche sono molto tosti. C'è stata una preselezione tra tutti i conservatori e alla fine sono arrivati in 10 a questa partecipare, quindi già questi 10 qua sono già molto bravi. Il tradizionale concorso Presepi in Fontana Buona torna e per la sua 31esima edizione lo fa con un nuovo ente organizzatore, non più il GAL, ma un gruppo di associazioni con il coordinamento del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo. Vediamo anche la notizia sul nostro sito. Sino a domenica 25 novembre sarà possibile dare la propria adesione impegnandosi a realizzare un presepe in Fontana Buona, in locali aperti al pubblico nel periodo tra il 25 dicembre e il 13 gennaio 2019. Le condizioni per partecipare sono varie, tra queste che il messaggio del presepe sia chiaro e comprensibile, che ne interpreti lo spirito e la formula originali e che sia visitabile quantomeno nei pomeriggi dei giorni festivi e prefestivi. Il Centro Culturale dell'Ascito Cuneo sarà il punto di riferimento per tutti quanti si impegneranno ad allestire i presepi. L'indirizzo email è info@lascitocuneo.it. Ci sono anche dei riferimenti telefonici che appunto potete trovare anche sul nostro sito teleradiopace.com. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Domenica 11 novembre torna il mercatino dell'antiquariato per le strade del centro storico di Chiavari. Le bancarelle saranno allestite dalle 8 alle 20 in via Martiri della Liberazione, via Rivarola e via Vittorio Veneto. In concomitanza con il mercatino dell'antiquariato, sempre a Chiavari, sempre dalle 8 alle 20 ma in piazza Mazzini, si svolgerà Artisti in strada, la manifestazione che riunisce circa 60 banchi delle arti più disparate. Partirà alle 9 a Villa Cella l'escursione alla scoperta dei lupi che vivono nel territorio del Parco dell'Aveto. Il rientro è previsto per le 16 quando al centro visite di Reggio Aglio sarà inaugurata la mostra dal titolo Attenti al lupo. Per tutti gli appassionati di filatelia, numismatica e cartofilia si riunisce il Circolo Filatelico Numismatico Chiavarese, appuntamento alle 9:30 nella Sala Livellara di Via del Pino. Il Sestiere Cappelletta, con la collaborazione della parrocchia di Sant'Anna a Rapallo, organizza la tradizionale castagnata. Appuntamento alle 14:30 al Campetto Mamre di Via Fico con caldarroste, castagnaccio e altre specialità. Castagnata anche a Sestri Levante nel Parco Nelson Mandela a cura dell'Associazione Amici del Parco. Giochi a squadre, musica, merenda e castagne per tutti. Il tutto con inizio alle 15. Il Teatro di Cicagna propone alle 15 la rappresentazione di teatro e musica La Grande Guerra per non dimenticare a cura di Incantarte, coro pop di Sestri Levante diretto da Patrizia Merciari e La Tregua di Natale a cura dei ragazzi della prima A e della terza B della scuola secondaria di Cicagna. Ricordiamo un appuntamento per lunedì. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure commemora i caduti della strage di Nassiria. Lunedì mattina alle 11:30 in via Madonnetta il discorso ufficiale sarà tenuto dal sindaco. E ora siamo allo sport. Intanto la pallanuoto in Serie A1 femminile, la Rapallo Pallanuoto ha battuto 20-6 il Velletri. Al Poggiolino le giallo-blu hanno messo in cassaforte il match già al termine del secondo tempo per poi gestire il vantaggio fino alla sirena finale. Miglior marcatrice Silvia Avegno con 5 reti. La Winner Volley ha promosso anche quest'anno un convegno dedicato alle tematiche sportive e rivolto principalmente ai giovani. La 13ª edizione di questo evento è stata dedicata alla disabilità con il titolo emblematico Abbattiamo le barriere. Al Circolo Golf e Tennis di Rapallo si sono riuniti diversi rappresentanti del mondo dello sport, della scuola e del giornalismo. Vediamo. Passare dalla cultura della disabilità a quella dell'abilità. Beh, il concetto fondamentale che oggi deve passare quando si parla di disabilità è proprio quello di cercare di eliminare quelle 3 lettere, quel dis, e cercare di passare a quella che è proprio la cultura dell'abilità. Perché? Perché questo servirebbe comunque sia alle persone che alla società stessa. Vuol dire che ogni persona nella condizione in cui si trova può diventare risorsa per la comunità. I grandi eventi condizionano poi, modificano il modo di pensare, di fare su un determinato territorio, nazione. I grandi eventi cambiano la percezione
grandi eventi sportivi in questo caso cambiano la percezione della disabilità. Avere un grande evento sul territorio vuol dire trasformare urbanisticamente la città, ma permette anche di far crescere una cultura nuova all'interno delle città e dei paesi. Abbiamo visto un filmato incredibile. Yes I Can è stato considerato uno dei più bei filmati promozionali di giochi olimpici e paralimpici, quindi non soltanto per i giochi paralimpici. È un filmato che è stato fatto da Channel 4, la televisione britannica che trasmette da Londra 2012 le Paralimpiadi. Channel 4 ha investito moltissimo sulla Paralimpiade, tanto che la Paralimpiade ha avuto un successo enorme a Londra e ha fatto dire al presidente di BBC allora che il più grande errore che era stato fatto da BBC, che aveva appena trasmesso le Olimpiadi, era stato quello di aver rinunciato alle Paralimpiadi, il più grande errore della storia. Un'ultima notizia che riguarda la campionessa Federica Pellegrini, che ha firmato il proprio costume di gara e successivamente l'ha donato all'asta di Stelle nello Sport sul sito Charity Stars per le vittime del Ponte Morandi. L'evento è stato ospitato ieri a Genova. Durante la cerimonia la campionessa di nuoto ha ricevuto dall'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo l'Oscar di Stelle nello Sport per la sua straordinaria carriera. La Pellegrini ha ribadito la propria vicinanza al capoluogo ligure ricevendo la maglietta Genova nel cuore. Avete visto anche le foto. Si conclude questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:30 col Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Per tutti gli altri aggiornamenti seguiteci sul sito teleradioppace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.